Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale, ma partiamo dai nostri titoli. Un regolamento di conti per lo spaccio di droga è questo il movente alla base della sparatoria del 9 gennaio scorso nel quartiere Fondo Gesù a Crotone. Oggi altri 10 arresti dalla squadra mobile. Estorsione a Santa Domenica Talao, i carabinieri hanno arrestato il boss della montagna. Il vicepresidente del CSM David Ermini a Vibo ha visitato il tribunale e ai giornalisti ha detto: i giovani magistrati non vadano via. Lacrime sul volto della statua raffigurante San Francesco a Cessaniti, il parroco invita alla prudenza, evitare facili sensazionalismi. Il centro di ricerca NTT Data di Rende eccellenza globale, il gruppo impegnato in progetti di intelligenza artificiale, le nostre telecamere nell'azienda. Sotto di 2 gol a Verona, il Cosenza agguanta il pari in 5 minuti, grande prova degli uomini di Braglia ed ora ultime ore di calciomercato. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, partiamo con la cronaca perché è un regolamento di conti proprio per lo spaccio di stupefacenti, il movente alla base della sparatoria avvenuta il 9 gennaio scorso nel quartiere Fondo Gesù a Crotone. Oggi sono stati effettuati altri 10 arresti dalla squadra mobile di Crotone. Queste alcune delle conversazioni captate dagli inquirenti nel corso delle indagini avviate dopo la sparatoria del 9 gennaio scorso nel quartiere Fondo Gesù di Crotone. Dopo i 2 arresti dei giorni scorsi, questa mattina le manette sono scattate per altre 10 persone. La squadra mobile ha così chiuso il cerchio su quella sparatoria avvenuta alle 13:30 in una via piena di persone e di studenti. Spari che avevano colpito un'auto parcheggiata davanti ad un negozio di frutta e altri esercizi commerciali della zona. Quell'episodio è da inquadrare, secondo gli investigatori, in un regolamento di conti. Con l'operazione denominata Ora di Punta, gli inquirenti hanno accertato che nel quartiere era in atto uno scontro tra 2 fazioni per il controllo del mercato della droga, sfociato in un raid del gruppo Cimino contro i La Forgia, i quali a loro volta avevano deciso di vendicarsi sparando contro l'autovettura sulla quale si trovavano i rivali. Nel corso delle indagini sono emerse tutta una serie di situazioni legate a attività di spaccio di sostanze stupefacenti che hanno riguardato un preciso gruppo della città e che in qualche modo quindi ci hanno consentito anche di comprendere meglio quali fossero le motivazioni alla base di questo grave episodio. Gli inquirenti hanno sottolineato inoltre la necessità di affrettare l'operazione perché uno dei testimoni era in pericolo. Erano state captate delle intercettazioni in cui i soggetti interessati stavano cercando di acquisire informazioni riguardo a un testimone che effettivamente poi c'è nell'indagine, che aveva visto alcuni dettagli dell'azione, aveva descritto alcuni elementi che ci hanno poi consentito di trovare di individuare uno degli autori dell'agguato. E da Crotone ci spostiamo nel Cosentino perché c'è una serie di estorsioni ad imprese, arrestato a Santa Domenica Talao proprio nel Cosentino il presunto boss della montagna Giuseppe Bloise. L'operazione dei carabinieri della compagnia di Scalea, le indagini sono partite dopo le denunce degli imprenditori vessati. È il momento della consegna del denaro tra l'imprenditore taglieggiato e gli emissari del boss della montagna, documentato dai carabinieri. L'estorsione in pieno giorno nella piazza in cui è scattato il blitz degli uomini dell'arma, che hanno arrestato in flagranza di reato Pasquale Forestiero e Lorenzo Pandolfi. È solo uno degli episodi estorsivi compiuti a danno di imprese appaltatrici di lavori pubblici e le cui indagini hanno portato a Giuseppe Bloise, detto
il boss della montagna, finito in manette a Santa Domenica di Talao con l'accusa di estorsione e tentata estorsione aggravati dall'impiego del metodo mafioso. Le verifiche dei carabinieri della compagnia di Scalea, lavoro coordinato dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro diretta dal procuratore Nicola Gratteri, hanno dimostrato che Giuseppe Bloise sarebbe il regista, il mandante delle richieste di denaro alle aziende operanti sul territorio di Santa Domenica di Talao. Il presunto boss avrebbe esercitato il potere criminale assumendo il controllo delle attività economiche. A scardinare il sistema sono state le denunce degli imprenditori taglieggiati che, stanchi delle continue richieste di denaro, richieste ingenti di soldi, hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine. All'arresto di Bloise sono seguite diverse perquisizioni nelle zone impervie e segrete frequentate dal boss della montagna. E dal Tirreno Cosentino a Vibo Valentia, perché la squadra mobile di Vibo ha arrestato con l'accusa di tentata rapina un uomo di 42 anni ritenuto responsabile proprio dell'episodio avvenuto il 21 novembre scorso nel centro abitato di Ionati. A Vibo Valentia un'inaspettata escalation di furti negli appartamenti sta creando allarme. Anche per questo le forze dell'ordine si sono mobilitate attraverso un controllo capillare del territorio che sta cominciando a dare i primi risultati positivi. A spiegare l'ultima operazione il capo della mobile di Vibo Valentia Giorgio Grasso, che ricostruisce le fasi attraverso le quali è stato possibile individuare il presunto autore di una tentata rapina a mano armata. Fabrizio Greco, 42 anni, originario di Vibo Valentia ma domiciliato a San Costantino Calabro. Nella serata di ieri abbiamo eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un vibonese pluripregiudicato che la sera del 21 novembre aveva tentato di compiere una rapina a mano armata ai danni di un cittadino residente a Ionati. E questa vostra attività è legata anche a questa recrudescenza di topi d'appartamento che hanno preoccupato l'opinione pubblica vibonese? Sì, nell'ultimo periodo c'è stata effettivamente una recrudescenza di tali fenomeni che ha portato quindi la Polizia di Stato a porre in essere particolari servizi di controllo del territorio mediante l'impiego, oltre che delle volanti, anche del reparto prevenzione crimine e delle pattuglie della squadra mobile. Questo ha permesso evidentemente di giungere al risultato di ieri. Per giungere all'identificazione del responsabile sono state fondamentali le testimonianze appunto della vittima e dei soggetti residenti nella zona e l'aiuto dei cittadini che ci hanno fornito le immagini appunto dei propri impianti di videosorveglianza privati. Dalla visione delle immagini noi abbiamo cercato di ricostruire tutto il percorso che l'indagato aveva posto in essere la sera del 21 novembre e appunto tale visione ci ha permesso di accertare che prima di porre in essere la tentata rapina, poi effettivamente concretizzatasi, lo stesso aveva posto in essere degli atti finalizzati evidentemente a svolgere una rapina ai danni di un imprenditore che stava per rientrare nei pressi della sua abitazione. Dalle immagini infatti abbiamo accertato che l'indagato si era appostato nei pressi dell'ingresso di una villa, tagliando addirittura la rete metallica in attesa che arrivasse il proprietario di casa che però, a differenza di quanto ipotizzato dall'indagato, non era poi giunto da solo ma in compagnia di altre persone, e questo l'aveva portato a desistere da tale intento iniziale e quindi giungere nel centro cittadino, dove poi era entrato in contatto con la vittima di cui alla tentata rapina che gli è stata appunto contestata dal GIP nella serata di ieri. E adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Dal sopralluogo effettuato questa mattina da parte dei tecnici dell'ANAS si è potuto constatare la presenza di piccole porzioni di calcestruzzo sul tratto di strada comunale bypassata dal viadotto Cannavino. L'ANAS però precisa che non sussistono criticità per la staticità dell'opera d'arte e che l'origine di tali porzioni di calcestruzzo sia riconducibile ad un piccolo distacco isolato di materiale in corrispondenza dell'unione di due conci del viadotto. Ha maltrattato e usato violenze fisiche e psicologiche nei confronti della moglie, spesso davanti ai figli. Ad un uomo con problemi di tossicodipendenza di 45 anni di Catanzaro, gli agenti hanno notificato un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare. Il provvedimento ha avuto origine da una denuncia presentata dalla coniuge in seguito ad un'aggressione verbale sul luogo di lavoro, alla quale è seguita una lite nel corso della quale il marito le ha puntato un coltello contro, minacciandola di morte. Una serie di violenze e umiliazioni che avvenivano spesso anche alla presenza dei due figli minori.
Un fabbricato abusivo in fase di completamento è stato sequestrato dai carabinieri forestali in un'area rurale di località Sovereto a Isola Caporizzuto. Il presunto committente dei lavori, un imprenditore agricolo di 51 anni, è stato denunciato per costruzione abusiva. Il fabbricato, destinato presumibilmente ad ospitare un allevamento zootecnico per la produzione di latte. Sono iniziati nel quartiere Ciambra di Gioia Tauro i lavori di manutenzione straordinaria della via principale di quell'area. La commissione straordinaria per la gestione del comune di Gioia Tauro, è scritto in una nota della prefettura di Reggio, tiene fede agli impegni assunti per rimuovere le condizioni di degrado del quartiere e garantire condizioni di vivibilità ai residenti, fra i quali anche circa 160 minori. Lasciamo la cronaca, parliamo della visita del vicepresidente del CSM David Ermini a Vibo. Ha visitato il tribunale e ai giornalisti ha dichiarato: i giovani magistrati non vadano via dalla Calabria. Mi sembra giusto venire a portare sostegno a chi lavora sul campo in modo così assiduo e forte. Stiamo cercando di migliorare, io penso che ce la possiamo fare. Assurdo spesso e purtroppo agli onori della cronaca nazionale, il Tribunale di Vibo Valentia da tempo si dibatte tra problemi strutturali di organico, tra vecchia e nuova sede e le criticità tipiche della giustizia in Italia che qui vengono inesorabilmente amplificate. Tutto questo ha spinto il vicepresidente del CSM, David Ermini, ad effettuare un vero e proprio blitz. Tra le 15 e le 18:30 di ieri, Ermini ha ascoltato le ragioni dei magistrati, ma ha voluto anche parlare con gli avvocati. Ha visitato aule ed uffici del Tribunale vecchio quanto di quello nuovo. Ha visto, ascoltato, parlato. Soprattutto si è fatto un'idea certamente più chiara e precisa della situazione. Ha tanti problemi logistici, problemi anche di magistrati, perché abbiamo bandito adesso il posto per il nuovo procuratore della Repubblica, per il presidente del Tribunale, per il presidente di sezione. Dovrebbero arrivare risposte proprio a livello di settimane sotto questo aspetto. C'è anche l'aspetto logistico, adesso andiamo nell'altra sede perché mi hanno spiegato che ci sono proprio problemi di difficoltà, anche il riscaldamento, impianto elettrico, andiamo a verificarlo, quello non è purtroppo competenza nostra, però insomma proviamo a chiedere al Ministro insomma, di verificare insomma, la possibilità di fare molto veloci, però mi dicono che i lavori dovrebbero essere a buon punto. E ho trovato tanti giovani, sono venuto qua e li ho ringraziati perché veramente fanno un lavoro encomiabile, perché giudici di prima nomina che si assumono delle grosse responsabilità in un territorio anche complesso come è questo qui a Vibo, e quindi sono venuto per ringraziarli e per provare nei miei limiti anche a motivarli, perché c'è bisogno anche che loro sappiano che il Consiglio Superiore sta insieme a loro e li supporta. La presenza di magistrati giovani significa anche precarietà, perché c'è un ricambio che non aiuta da questo punto di vista. Questo è un tema che ho sollevato, ho proprio detto questo, che i magistrati giovani vengono qui perché vengono a farsi esperienza, per cui hanno bisogno però di trovare delle strutture che consentano loro non solo di approfondire e di farsi l'esperienza, ma anche di lavorare con tranquillità e di dargli anche un sostegno. E Cassanello Ionio e Corigliano Rossano sorvegliate speciali, lo fa sapere il sottosegretario all'interno Carlo Sibilia, che in una conferenza stampa in prefettura a Cosenza ha detto: la presenza dello Stato deve diventare normalità in Calabria. È la seconda volta a Cosenza per il sottosegretario all'interno Carlo Sibilia, che in prefettura ha detto: lo Stato c'è, la presenza dello Stato deve diventare normalità in Calabria. Sibilia, 33 anni, originario di Avellino, tra i cofondatori 10 anni fa del meetup Amici di Beppe Grillo, nel palazzo di governo Bruzio ha incontrato le forze dell'ordine e stabilito il piano da attuare nella Sibaritide senza pace. Per Cassano Ionio, retta da una terna commissariale, lasciamo lavorare i commissari, ha sottolineato incontrando i giornalisti, previsti i controlli serrati e l'abbattimento dei fabbricati abusivi. Sicuramente i protocolli incideranno su Cassano Ionio con una stretta sugli appalti, dove ci saranno delle certificazioni antimafia per tutte le ditte che vorranno avere a che fare con quel comune, quindi c'è stata una grande collaborazione con la terna commissariale e con lo stesso prefetto di Cosenza. E poi un'altra cosa importantissima, andare ad abbattere quei fabbricati abusivi, e quindi abbiamo siglato un protocollo con i vigili del fuoco, con i loro mezzi, i loro uomini, senza togliere nulla al soccorso dei vigili del fuoco, butteremo a terra quelle case illegali.
Attenzione anche su Corigliano Rossano dopo la fusione per la terza città della Calabria, l'investimento in sicurezza e nel potenziamento di presidi con più uomini e mezzi. Noi interveniamo in due modi, in primis realizzando un aumento delle forze dell'ordine, già 8 poliziotti arriveranno soltanto a cavallo tra il 2018 e quindi questo mese del 2019, quindi delle unità in più. Stiamo realizzando un progetto che porterà a diventare il commissariato di polizia una dirigenza, quindi sicuramente con più uomini, e poi io non sottovaluto mai l'aspetto culturale di scelta. Se si abbraccia la criminalità organizzata molto spesso è perché non si hanno alternative. Noi oggi, realizzando anche il reddito di cittadinanza che in Calabria inciderà per 300.000 persone, significa dare una scelta diversa, quindi oggi le persone, i ragazzi potranno scegliere lo Stato o la criminalità. Io mi auguro che la cosa più importante per loro sia abbracciare questo Stato che gli darà una nuova opportunità attraverso il reddito di cittadinanza. Si è chiuso il tribunale a Rossano, riaprirà? Questo è chiaramente uno di quei problemi con i quali facciamo fronte tutti i giorni, perché è un'eredità pesante che ci viene lasciata dai governi precedenti. Mi piacerebbe che nel prossimo futuro, con l'unione dei due comuni, si possa finalmente ripensare a qualcosa del genere. In questo momento chiaramente il processo è troppo avanti per tornare indietro, ma sicuramente spero che in questa legislatura si riesca a lavorare per ridare un presidio di giustizia. E ora vi mostriamo le lacrime sul volto della statua raffigurante San Francesco a Cessaniti, però il parroco invita alla prudenza. Queste le lacrime apparse sul volto della statua raffigurante San Francesco di Paola. La sacra effigie si trova nella chiesa di Pannaconi, frazione di Cessaniti, nel Vibonese, un fenomeno che si ripete da circa 10 giorni, una vicenda che sta attirando l'attenzione di numerosi fedeli. C'è chi grida al miracolo, chi invece invita alla cautela. Oggi la chiesa è chiusa, i rappresentanti del clero non rilasciano dichiarazioni. Il parroco Don Felice Paramara invita alla prudenza. È ancora presto, ha detto, per gridare al miracolo. Ovviamente le spiegazioni del fenomeno possono essere molteplici, non sappiamo, aggiunge, se si tratta di umidità, di condenso oppure proprio di liquidi di natura umana. Sono tanti i testimoni che hanno visto quelle che sembrano essere delle lacrime sgorgare dagli occhi della statua, e sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Cessaniti, Francesco Mazzeo, ribadendo la necessità di cautela e silenzio. La prudenza, ha detto, mai come in questi casi è d'obbligo. Si sta verificando un fenomeno al momento senza spiegazione, ma è assolutamente necessario evitare facili sensazionalismi. Adesso vi mostriamo che siamo entrati con le nostre telecamere nell'azienda, il centro di ricerca NTT Data di Rende, eccellenza globale, il gruppo impegnato in progetti di intelligenza artificiale. Siamo nel laboratorio innovazione della NTT Data. Vorrei cominciare presentandoti Sota, questo robottino che per esempio è in grado di ricordare a me che sono raffreddata di prendere l'aspirina. Lui è capace di parlare più lingue, e ancora c'è questa maglietta, si chiama Itoe, e tiene sotto controllo tutti i parametri vitali del nostro corpo, quindi come puoi immaginare è molto utile. Ancora c'è l'e-bike e loro è parcheggiata, diciamo così, in fondo, consente ai turisti di essere accompagnati in città tra le bellezze, tra i monumenti, e pensa anche come dire, accompagnarli nei migliori ristoranti delle città. Sono solo alcuni degli esempi concreti dell'intelligenza artificiale prodotti qui a Rende, e con noi, e lo ringrazio, il dottor Giorgio Scarpelli. Lui è capo innovazione Italia per la NTT Data di Rende. Diciamo subito che il laboratorio innovazione è solo una parte di questa grande azienda che ha più aree. Certo. Ci piace occuparci dell'innovazione, che è sempre più presente in tante dimensioni della nostra vita, però questa realtà è una realtà importante anche perché lavoriamo con grossi clienti, realizziamo grandi progetti e diciamo, in questi grandi progetti vengono sollecitate le nostre capacità a 360 gradi. Dobbiamo dire che ci sono 8 sedi in tutta Italia, 3.000 dipendenti, solo a Rende se ne contano 250, e Giorgio diceva siamo in crescita. Tra l'altro ci fa molto piacere, c'è un collegamento diretto con
con l'Università della Calabria. Esatto, è uno dei fattori di successo di questa realtà. L'Università della Calabria non solo ci fornisce i migliori talenti che vengono a lavorare con noi, ma ci dà anche la possibilità di entrare in contatto con le tecnologie più innovative. L'università è veramente il nostro partner. Con l'università facciamo una serie di azioni congiunte che servono a valorizzare noi stessi e il territorio dove ci troviamo. E per diffondere fra i giovani la conoscenza della Shoah, il Teatro Morelli di Cosenza ha ospitato a scuola di memoria. Il Teatro Morelli di Cosenza ha ospitato a Scuola di Memoria una giornata di riflessione ricca di testimonianze e conversazioni per non dimenticare e per diffondere tra i giovani la conoscenza della Shoah. I ragazzi di oggi hanno bisogno proprio di avere delle guide, di avere dei riferimenti, altrimenti utilizziamo questa gioventù solo come mercato economico. Quindi grazie alle scuole che sono attente a ricordare, però il ricordo deve essere valore. La politica ha delle sue dimensioni, dei suoi pensieri. Dobbiamo intanto essere attenti nell'utilizzo delle parole. Le parole sono pietre, le parole si trasformano in pensiero e quindi gli adulti, tutti, soprattutto quelli che hanno responsabilità anche politiche, devono essere molto attenti. L'iniziativa organizzata dalla Scuola Media Zumbini in collaborazione con il Comune di Cosenza si è avvalsa del sostegno della rete universitaria per il Giorno della Memoria e del Comune di Tarsia ed è stata patrocinata dalla Camera dei Deputati e dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Particolarmente intenso e toccante il racconto di una testimone della Shoah, Yolanda Bentham, che ha sottolineato tra l'altro l'importanza della tolleranza tra i popoli, un valore da trasmettere alle giovani generazioni. They must remember tolerance is the key to all peace. Il problema è la tolleranza, una volta che si comprende la tolleranza si riesce ad accettare anche il colore della pelle e tutto il resto, diciamo. Io vedo il problema del sorgere delle destre, ma in tutta Europa, il problema legato alla tolleranza, quindi i bambini devono essere tolleranti. Non è solo una questione di religione, non è legato solo al fatto di essere ebreo. Il messaggio di tolleranza non è legato solo a Ferramonti, appunto perché ai ragazzini entra da un orecchio e esce dall'altro. Quindi io voglio rafforzare oggi il messaggio di tolleranza. E ora ci spostiamo sul Parco del Pollino perché è stato approvato il bilancio di previsione 2019. La comunità del Parco del Pollino approva all'unanimità il bilancio di previsione 2019 dell'ente e manifesta la sua solidarietà e vicinanza alla comunità di Civita. Siamo a Civita per due ragioni. La prima come segno di sensibilità, di vicinanza alla comunità di Civita, a tutta la comunità della valle, che ovviamente era stata colpita da quella immane tragedia. Noi abbiamo inserito nel bilancio la possibilità che gli operatori turistici di Civita possano partecipare, anche grazie al sostegno del parco, alle principali borse del turismo italiano, a partire da quella che dal 10 al 12 di febbraio sarà a Milano, alla Borsa Internazionale del Turismo. Ci sono alcune iniziative in cui noi porteremo il Pollino a Matera, saranno organizzate alcune educational nella primavera proprio per preparare la prossima estate. Ci sono anche opportuni e importanti investimenti che sfiorano gli oltre 5 milioni di euro e che riguardano la realizzazione della nuova rete sentieristica, la ciclovia dei parchi, il completamento di alcune strutture come la sede di Rotonda e la sede di Campotenese, alcuni collegamenti di strade di montagna e poi c'è un'operazione molto significativa, l'acquisizione alla proprietà dell'ente di quelle che sono considerati i beni più sensibili del parco, che da Piano di Ruggia arrivano fino a Serra Crispi, che sono allo stato di proprietà privata, possono essere oggetto spesso anche di tagli boschivi e noi proprio per evitare ciò acquisiremo alla proprietà del parco uno dei patrimoni più importanti, ripeto, non solo per il Parco del Pollino ma per l'intero nostro paese. Ora parliamo di sport, partiamo dal calcio giocato perché sotto di 2 gol a Verona il Cosenza agguanta il pari e guarda con fiducia alla salvezza.
Per gli addetti ai lavori, coloro i quali seguono e interpretano i segnali del campo, la gara di ieri sera a Verona-Cosenza era senza storia, vittoria certa dei veneti, in virtù di un organico più attrezzato, ma per fortuna il calcio non è una scienza esatta e molto spesso 2 più 2 non fa 4. E così accade che il Cosenza strappa un punto prezioso che fa classifica e morale. Ma procediamo con ordine. Inizio sprint della squadra di Mister Grosso che passa in vantaggio, a dire il vero con un gollazzo che porta la firma di Tupta, abile e furbo, a spingere in rete la palla anticipando Baez. Il Cosenza accusa il colpo e ci mette un bel po' per riprendersi, ma i segnali che i silani sono vivi non mancano. La squadra comincia a macinare gioco e con Bruccini sfiora il gol del pareggio. Nel secondo tempo parte bene la squadra di Braglia che tiene il pallino del gioco e va vicina al pareggio con Tutino che da pochi passi obbliga il portiere del Verona a un intervento miracoloso. Poi, come spesso accade nel calcio, nel momento migliore dei rossoblù gli scaligeri raddoppiano con Di Carmine che da posizione quasi impossibile trova l'angolo opposto della porta difesa da Perina. Partita finita? No, perché Braglia ridisegna la squadra inserendo Sciaudone ed Orazio. Il tecnico insomma crede nella rimonta e all'81esimo arriva la rete del 2-1 con Sciaudone che di testa beffa Silvestri. La gara cambia, il Verona tira i remi in barca, la squadra di Grosso va in bambola e all'85esimo Ida da pochi passi trova il gol del meritato pareggio. La partita finisce con la contestazione del pubblico di casa che evidentemente aveva già pregustato i 3 punti. Il Cosenza torna a casa con un punto in saccoccia e tanta convinzione in più. Abbiamo fatto una partita specialmente all'inizio d'attesa fino al gol, poi è chiaro che dovevamo prendere un pochino più possesso del campo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare per tornare a casa con qualcosa. Dispiaceva il 2-0 perché secondo me non ce lo meritavamo, ma sai, noi non molliamo mai niente, giochiamo. Ci si credeva prima e la bravura di questa squadra che è rimasta dentro la partita, perché anche se loro vincevano 2-0 e lo ripeto non se lo meritavano, alla fine non so se c'era rigore pure per Perez, allora. E era tutto meritato. Fin qui la partita, il posticipo proprio ieri sera, però adesso per il mercato Crotone e Cosenza sono attivissime, sono ore decisive soprattutto per i lupi perché dopo Irstov, Litteri è vicinissimo alla firma anche Luca Bittante, terzino. Torna a casa Pettinari, chiamato per risollevare le sorti dei rossoblù. L'attaccante, dopo un inizio di stagione a Lecce, ha voluto fortemente i pitagorici perché c'è proprio area di casa. Sono felicissimo di essere qui e è abbastanza semplice insomma, il motivo che mi ha spinto a tornare. Questa è casa mia e non ho esitato tantissimo quando c'è stata questa opportunità. Dopo il pari con il Cittadella, ora la testa è a Livorno. Dopo la vittoria con il Foggia, ora serve un successo allo Scida per ritrovare lo smalto perduto. Io sono qui appunto per cercare di dare una mano e uscire al più presto da questo momento un po' particolare. Ma tutto alla grande, sì, io conoscevo già Benali, siamo stati insieme a Pescara, ho giocato anche con Mario Sampirisi e da questo punto di vista dell'inserimento non ci saranno assolutamente problemi e niente, il resto lo dirà solo il campo. Il Cosenza dà il benvenuto ad Andrea Rosenov-Ristov, proveniente dallo Slavia Sofia. Il difensore bulgaro ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2019. La formula è quella del trasferimento temporaneo con diritto di opzione. E manca solo l'ufficialità, ma è cosa fatta per Gianluca Litteri dal Venezia. Il bomber catanese potrebbe essere l'arma in più contro la sua ex squadra, il Cittadella, sabato al San Vito Marulla. E ora parliamo di pittura con una mostra al chiostro di San Domenico a Cosenza. È una delle mostre che rapisce per i colori, opere che proiettano in un mondo fatto di meraviglie da cui traspare la luce che accompagna la pittura di Costantino di Ciancio, un artista che ha cominciato la sua carriera da artigiano intagliatore del legno, un figlio di Calabria, originario di San Benedetto Ullano, un viaggiatore, non un emigrato, perché lui in Brasile ha frequentato l'Accademia di Disegno Oberg a Rio de Janeiro e di quel paese si è portato dentro gli echi di paesaggi che riaffiorano nelle sfumature che ha
ha impresso sulla tela. Il chiostro di San Domenico a Cosenza ha ospitato i quadri in un'iniziativa congiunta tra le amministrazioni di Cosenza e San Benedetto Ullano. Costantino Di Ciancio non c'è più da 7 anni, ma continua a vivere attraverso la sua arte. L'eredità che ha lasciato è patrimonio collettivo. I critici parlano di maturità espressiva arrivata dopo una complessa elaborazione in cui ci sono immagini di un vissuto che è abitato da figure eleganti, a volte surreali. La pittura come sintesi del mondo o del suo mondo, fatto di riviste illustrate. Costantino Di Ciancio ha infatti lavorato a Milano per alcune delle riviste Mondadori, di esperienze respirate a Rio, a San Paolo del Brasile, di messaggi che l'arte tramanda a chi sa cogliere la bellezza che sedimenta nell'animo e si estende su tela. Di Ciancio, dopo aver partecipato a innumerevoli collettivi in Italia e all'estero dal 1972, approda con il suo mondo fantastico nella terra in cui è nato, rendendola orgogliosa del suo talento. Vediamo adesso le previsioni del tempo. Anche nelle prossime 48 ore avremo condizioni di tempo spiccatamente instabile per l'arrivo di una perturbazione di origine nord-atlantica. È attesa anche una graduale diminuzione delle temperature che favorirà nevicate sui monti. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani durante la notte e al mattino nubi sparse, più compatte sul Cosentino, dove saranno associate a piogge, in modo particolare sul versante tirrenico e nell'entroterra, con deboli nevicate su Polino centro-occidentale, catena costiera e Sila oltre i 700-800 metri. Temporaneo miglioramento nelle ore centrali, seguito da un generale peggioramento nel pomeriggio sera, con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, che assumeranno carattere nevoso sui monti, a quote comprese tra gli 800 e 1000 metri. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mari generalmente mossi, con venti che inizialmente soffieranno dai quadranti meridionali, per poi ruotare da ponente. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.